Siamo alla 34esima edizione del concorso Ercole Olivario. Io sono Luciana Di Giacinto, capopanel del CREA IT di Pescara, che in questo momento riveste il ruolo di coordinatrice del panel nazionale degli assaggiatori che fanno parte della giuria dell'Ercole Olivario. Il mio ruolo è quello di formare nell'arco di 3 anni una giuria che è composta da circa 60 assaggiatori che provengono da tutte le parti, da tutte le regioni italiane, perché come sapete la giuria nazionale che ogni anno poi valuterà gli oli nella finalissima che si sta svolgendo qui a Perugia sono 16 giurati che fanno parte di quasi tutte le regioni italiane. Il mio ruolo quindi qual è? Quello di allenare e formare questi assaggiatori per permettere una valutazione omogenea e quanto più al meglio, utilizzando il foglio di profilo dell'Ercole Olivario, e quindi permettere una valutazione molto realistica dell'eccellenza degli oli che vengono proposti in questo concorso. Ogni anno noi facciamo 2 giornate di formazione a Roma e vengono formati i giurati su una serie di 50 campioni minimo giornalieri, sempre con una valutazione che viene fatta con il foglio di profilo dell'Ercole. Quindi impariamo a valutare sia la parte olfattiva, sia la parte gustativa, nonché l'armonia, la persistenza, insomma tutte quelle sensazioni che ci permettono di individuare un olio eccellente dal punto di vista della valutazione organolettica.